proprio il secondo anno di fila che mi trovo a vedermi prima della partita e ragazzi, voi bentornati a casa. Io so che siete tutti più contenti di me, probabilmente voi, chi vi segue, i tifosi, però per noi c'è un po' di emozione anche perché il 21 e il 24 di luglio qui a Seregno ci sono stati due episodi che definire maltempo e riduttivo e che hanno fatto davvero milioni di danni nella nostra città, e questo è stato il luogo più colpito in assoluto e che è stato inagibile dalla fine di luglio a oggi, e per come era anche solo poco tempo fa, immaginare che oggi ci possa essere una partita così non era veramente scontato. È stato un lavoro di squadra molto importante e appunto le varie aree, bilancio, sport, lavori pubblici che sono qui di fianco hanno fatto tutto un lavoro grandissimo per permettere di appunto ritornare a casa oggi nel modo migliore possibile. Non è stato facile per noi in questi tempi, abbiamo corso come matti, non è stato facile per voi, per la Presidente Roberta Raimondi, per tutta la squadra, portare pazienza, adattarsi. La parola resilienza dopo il Covid è diventata strabusata, ma in questi mesi si è visto davvero che cosa vuol dire, per cui grazie a voi per aver tenuto duro, alle altre società che poi vivono questo luogo, e sono veramente contento che riusciamo a tornare a viverlo più al meglio. A voi grazie per la pazienza e ora godetela perché l'avete tanto agognata questa casa qui per tempo. Penso che ci messo meno di 5 minuti. Buona partita a tutti. Grazie, buona partita a tutti, grazie signor Sindaco. Cominciamo altrimenti ci multano. Ci multa la federazione. Esatto, vi chiediamo il rimborso. Grazie. Allora, buonasera a tutti, buonasera amici all'ascolto. Siamo al Palazzo Maschini di Seregno. Il Seregno torna a casa dopo aver giocato per tutta la Coppa Italia su campo neutro, un po' prevalentemente a Biassono, le partite casalinghe. Questo impianto aveva un po' di cerotti dopo il maltempo di luglio. Si torna a casa per questa partita che vedrà opposte il Seregno con lo Scandiano, due formazioni animate da diverso spirito. Scandiano punta verso la parte alta della classifica, Seregno deve un po' recuperare dopo alcune partite. Squadra in campo, il Seregno ha in pista, vediamo il portiere Dimone con il numero 10, con il numero 3 Fiazza, con il numero 4 Cirino, con il numero 17 Luca Tremolada e con il numero 21 il capitano Riccardo Alberio. Completano la formazione a disposizione dell'allenatore Luca Giaroni il numero 11 Andrea Giordano, il numero 19 Riccardo Tessarolo, il numero 33 Marco Tremolada e il numero 36 Riccardo Febbo, oltre al portiere di riserva Leonardo Reggio. Dall'altra parte Scandiano che effettua il primo tiro con il numero 5 Busani. Busani è in pista con il numero 9, con il numero 5, il numero 9 Roccia, con il numero 19 Cinquini, con il numero 29 Barbieri. Il portiere Jacopo Rareggi. Completano la rosa a disposizione il secondo portiere Vecchi e quindi il numero 11 Ganassi e il numero 77 Fontanesi. L'allenatore è Alessandro Cupisti. Si gioca quindi da 30 secondi, ancora fase di studio, ed è Scandiano che deve partire dalla propria
metà campo, lo fa con una progressione roccia, si incaponisce, perde palla ad opera di Cirino. Riparte il Seregno, Luca Tremolada si ferma per ragionare, dialogo a centropista che coinvolge Tremolada, Fiazza e Cirino, mentre c'è Alberio appostato in mezzo all'area, pronto a cercare fortuna. Ecco, Alberio si propone, cerca di metterla in mezzo, il tiro è sporcato, recupera Tremolada. Cirino cerca di lanciare non si sa chi, recupera palla Scandiano con Busani che imposta su verso Cinquini. Barbieri tenta un tiro improbabile, Barbieri, palla si perde alle spalle della porta di Dimone, contropiede veloce del Seregno, Fiazza molto bene Raveggi, gli chiude lo specchio della porta. Ancora fasi abbastanza interlocutorie. Vediamo Scandiano, una manovra molto ariosa, costruzione dal basso, come si dice, come dicono quelli bravi, troppo dal basso. La palla rimane troppo tempo in difesa, è infrazione, sarà palla assegnata al Seregno, già battuta da Fiazza a Cirino. Cirino non controlla, chiama in causa Timone. Fiazza, ancora lo stesso schema, centropista, Fiazza, Cirino, Luca Tremolada. Il tiro di Fiazza, ben piazzato Raveggi, contropiede di Cinquini, azione personale di Cinquini, chiude molto bene Fiazza e si propone in contropiede. La conclusione di Fiazza non è né un tiro né un passaggio, comunque la palla è ancora il Seregno. Laborioso controllo di Fiazza, si propone Cirino, progressione, il tiro di Cirino, la parata ancora di Raveggi. E poi il fallo individuale di Alberio. Giocati 3 minuti e 24. Fase di studio con comunque alcuni interventi dei portieri, soprattutto di quello emiliano. Nessuna però azione degna di straordinario rilievo. Anche questo tiro di Busani controllato senza problemi da Dimone. Il tiro di Cirino, rete, azione personale sul binario di destra di Mattias Cirino. Si gioca da 3 minuti e 52 secondi e il Seregno si porta in vantaggio. Non irreprensibile Raveggi, che ha preso un gol da un angolo molto ristretto alla propria sinistra, però merito a Cirino che ci ha creduto. Scusate, e il Seregno trova il vantaggio. Scandiano prova a ributtarsi in avanti. Partenza anche qui molto dal basso, molto progressione di Barbieri, perde palla per intervento di Fiazza, riparte Cirino, Fiazza a rimorchio, lo chiude Cinquini, più con le cattive che con le buone, fallo di Cinquini. E sarà punizione in zona d'attacco per il Seregno. L'arbitro non lo abbiamo citato, lo facciamo ora, è Paolo Moresco.
Solito schema di impostazione sulla mediana per il Seregno. Una vecchia mezzaluna sembra. Alberio vola per le terre Alberio. L'arbitro non si fa commuovere, concordiamo con lui, e riparte Scandiano. Busani cerca di impostare su Roccia, legge bene Alberio che innesca Fiazza. Raveggi ancora bravo, ancora ben piazzato. Rapido capovolgimento di fronte. Barbieri cercava Cinquini. Fermata l'azione. Si gioca da 5 minuti e mezzo. Seregno avanti 1-0, la rete di Cirino. Seregno più padrone delle operazioni, ancora un bel tiro di Cirino che sfrutta un blocco. Tiro per la centrale, Raveggi bravo nell'occasione. Barbieri cerca di metterla in mezzo, legge tutto Alberio, riparte Luca Tremolada tenta l'azione personale, ma Roccia ne ferma l'impeto. Il tiro di Busani, rimpallato il tiro, contropiede del Seregno, sembra un'azione che può avere successo, niente, anche Fiazza viene fermato questa volta da Barbieri. Cinquini, Roccia. Adesso parte da più avanti l'azione dello Scandiano. Busani dietro la porta, lo accompagna Alberio, lo porta fuori. Il tiro di Busani, la parata col pattino di Dimone. Parata efficace, forse non tanto voluta, ma assolutamente efficace. E tanto basta perché Seregno si presenti al primo time out chiesto dallo Scandiano, Seregno in vantaggio per 1-0, la rete di Mattias Cirino, dopo meno di 4 minuti dalla sirena iniziale. Partita assolutamente lineare, ritmo non altissimo, però comunque partita abbastanza piacevole, ancora non particolare intensità difensiva, un fallo per parte. Vediamo se Cupisti è riuscito a dire qualcosa ai suoi per provare a incitarli a fare meglio di quanto ha fatto finora. Seregno molto concentrato, Scandiano in avanti, notiamo ancora questa impostazione molto dal basso. Barbieri tenta il lancio lungo, non lo capiscono Cinquini e Busani in avanti, recupera senza problemi Cirino che ora ripropone il capovolgimento di fronte con Tremolada, Cirino va verso l'angolo, poi riapre all'indietro per Tremolada, Fiazza, Tremolada, Cirino, solito tema centropista del Seregno per cercare di sbilanciare la difesa avversaria. Sempre Alberio ora esce per ricevere palla, esce dalla sua posizione di centroboa. Il lancio lungo di Luca Tremolada si perde nel nulla e nuova occasione quindi per i giocatori ospiti, con Barbieri che tenta l'azione personale, chiede un po' troppo le sue possibilità, intendeva passare attraverso 2 difensori schierati, perde la pallina e il capovolgimento di fronte rimanda avanti i giocatori in maglia bianca. Che attaccano dalla destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Cirino, Tremolada cerca un varco,
pochino lenta l'azione del Seregno, il traversone di Tremolada per poco non trova Fiazza, l'intuizione era buona, la velocità di esecuzione così così, Fiazza comunque non ci arriva. Ancora comunque una bella iniziativa del Seregno più determinato forse in questa fase. Scandiano si è ancora visto poco al tiro, adesso l'attacco degli emiliani un po' con un baricentro più in avanti, ma Roccia non riesce a superare i propri marcatori, ancora Cirino in rapida controffensiva, Raveggi ben piazzato sul capovolgimento di fronte, Busani il suo tiro va molto lontano dalla porta di Dimone. Roccia, mentre c'è il primo cambio di serata, in pista per lo Scandiano entra Fontanesi, che viene impiegato al posto di Cinquini. Continua con gli effettivi di partenza invece il Seregno. Errore di controllo di Alberio consente allo Scandiano di reimpostare la manovra. Recupera palla Fiazza al centropista, da dietro rinviene su di lui Barbieri. Fallo personale di Alberio. E adesso il time out viene chiesto dal Seregno. Geroni vuole parlarci sopra e intanto anche lui schiera il primo cambio di serata. Esce Alberio e al suo posto entrerà dopo il time out Marco Tremolada. Giocatore un po' diverso tecnicamente, fisicamente più grosso Marco Tremolada. Tutti molto giovani, giocatori del Seregno, quindi Scandiano ha detto tutto quello che doveva dirsi. Continua invece Giaroni, si prende fino all'ultimo secondo. L'arbitro invita a riprendere. Sono stati giocati 10 minuti e 33 secondi in questo primo tempo. Seregno in vantaggio 1-0, vantaggio che sembra meritato rispetto a quanto fatto vedere fino a questo momento. Seregno più volitivo e più affacciato in attacco, non straordinariamente pericoloso, ma tante le occasioni create dai giocatori in maglia bianca. C'è ancora un'incomprensione tra Busani e Fontanesi, e sul capovolgimento di fronte la bella conclusione di Marco Tremolada. Momento di rapidi capovolgimenti di fronte. In questo momento Tremolada, poi Fontanesi. Adesso Seregno si ferma a ragionare. Ancora la mezzaluna, Cirino, Fiazza e Luca Tremolada. Appostato in area c'è Marco Tremolada, che adesso esce a ricevere, va in angolo, non viene contrastato molto da vicino, ha il problema di girarsi, lo fa servendo all'indietro Cirino. Il tiro di Cirino viene rimpallato da Roccia. La palla arriva innocua nella metacampo del Seregno e a norma di regolamento passano i 45 secondi senza che il Seregno abbia trovato il tiro verso la porta, e la palla passa quindi in dotazione a Scandiano. Punizione dall'angolo alla sinistra di Dimone.
Fontanesi e Busani a gestire le operazioni. Busani lascia Fontanesi a rimorchio, Fontanesi tenta un tiro molto lontano da qualsiasi cosa e poi un fallo di foga non particolarmente utile di Luca Tremolada, terzo fallo di squadra. Numero di falli ancora molto sotto controllo, quindi nessun problema in questo momento. Busani chiama all'azione Barbieri, Busani in mezzo, la sua conclusione non è neanche né un tiro né una conclusione, intercetta Fiazza, contropiede di Marco Tremolada, arriva il rimorchio Luca Tremolada, controllo assolutamente laborioso e si torna alla mezzaluna. Cirino, Tremolada, altro Tremolada, in mezzo all'area c'è Fiazza, Cirino tenta l'azione, la butta in mezzo, in controtempo Fiazza, contropiede dello Scandiano, Fontanesi si addormenta sulla palla, Cirino è più lesto, la recupera e ripropone il tema dei suoi. Cirino, Tremolada, Cirino, bello il tiro di Cirino, molto angolata la posizione di partenza, portiere piazzato sul palo e palo fermano la conclusione, che non era fortissima, ma l'angolo era molto molto difficile da praticare. Manovra dello Scandiano, Barbieri sempre in posizione molto dal basso, ora sale con i suoi. Roccia, Marco Tremolada controlla Roccia, Fontanesi e Marco Tremolada si bloccano un po' a vicenda, favorisce il contropiede Cirino, la sua conclusione è alta sopra la traversa di Raveggi e ancora Scandiano. Scandiano sta prendendo un pochino più il controllo della manovra, anche se è una manovra abbastanza lenta, abbastanza laboriosa di panarsi. La conclusione di Barbieri sui parastinchi di Cirino, la palla poi gettata nel nulla, Seregno può ripartire. Più rapido Seregno arriva alla conclusione, di solito Fiazza, Luca Tremolada. Vediamo che potrebbe entrare anche Edoardo Febbo, tanto nelle file del Seregno, o forse no, si stanno preparando al cancelletto. Vediamo chi gli cederà il posto. È Cirino che ora cede il posto a Edo Febbo. Luca Tremolada, Fiazza, finta un tiro Fiazza ma molto ben controllato da Barbieri, lancia un Luca Tremolada a cercare Febbo. Passano 45 secondi senza che nulla sia successo. Altra infrazione, la seconda in questo primo tempo, chiamata contro Seregno. Per la seconda volta in questo primo tempo Seregno passa 45 secondi senza trovare il tiro. Scandiano presenta tra l'altro un nuovo entrato che è Ganassi, poteva essere solo davanti a Limone ma fermato prima che la palla lo raggiunga. Ganassi ha preso il posto di Fontanesi. Marco Tremolada, Fiazza, Luca Tremolada in progressione, Fiazza, il tiro di Fiazza, mischia davanti a Raveggi che sbroglia, è lui il più lesto sulla pallina che vagava dalle sue parti. Busani, perde palla Ganassi, riparte il Seregno con Luca Tremolada, il tiro, la parata di Raveggi
Ancora il Seregno Febbo, Marco Tremolada, Luca Tremolada, Fiazza, serie di scambi a tentare ancora di sbilanciare la difesa, gioco paziente e ragionato, qualche volta troppo. Marco Tremolada prova a puntare, serve Febbo, la palla arriva a Fiazza, Fiazza in angolo, si chiude la difesa di Scandiano, il tiro poi di Luca Tremolada direttamente da casa sua, non ha assolutamente pretese. Passano ancora i 45 secondi, terza volta, con Seregno che non riesce a superare una difesa dello Scandiano che tende molto a chiudersi attorno al proprio portiere. Quindi dopo 17 primi e 15 secondi, Seregno comunque in vantaggio per 1-0. Squadre molto ragionatrici, ragionanti, diciamo ragionanti forzando un po' la lingua italiana. Manovra anche ordinata, ma lenta e un pochino improduttiva. Più conclusioni del Seregno che dello Scandiano, questo è il bilancio del primo tempo, ma di realmente pericoloso si è visto ancora pochino. Raveggi più impegnato di Dimone, ma i due portieri ordinati e composti, sempre ben piazzati, non faticano a contrastare gli avversari. Ultimi 7 minuti e 40 secondi. Riparte ora il contropiede Tessarolo che è entrato in pista in questo time out al posto di, ve lo diciamo dopo perché c'è una mischia. La prima vera parata importante è di Pippo Dimone su conclusione di Roccia. Dicevamo in pista Tessarolo al posto di Luca Tremolada. La partita ha avuto un guizzo, una buona azione del Seregno, un'ottima azione dello Scandiano. Parata da circolino rosso per Pippo Dimone. Non cambia però il risultato, sempre 1-0 per il Seregno. Tenta il tiro a Fiazza. Tenta a sua volta la deviazione Marco Tremolada. Niente di memorabile. Roscia, Ganassi dialogano centropista. Busani in angolo, dietro la porta Ganassi, attacco un po' fermo, bello il tiro di Roccia, bella la parata di Dimone. Dimone questa volta ci ha messo la maschera, tiro insidioso di Roccia, parata di maschera e di piazzamento questa di Pippo Dimone. Segno ancora da impostare con la calma che è stata consueta in questo primo tempo. Marco Tremolada tenta fortuna sul binario di destra, cerca di servire in mezzo Tessarolo. Chiude molto bene Barbieri che innesca ed è gol. Contropiede veloce dello Scandiano. La rete di Barbieri che sfrutta una diagonale di Busani. La palla arriva sul palo lontano dove non ci può arrivare Dimone. Barbieri è lesto a cogliere la palla vagante al rimpallo. E quando il cronometro dice che che sono stati giocati 19 minuti e 29 secondi, il punteggio è di 1-1, la rete è di Lorenzo Barbieri, quella che è il pareggio degli emiliani qui al Palazzo Maschini di Seregno.
Tenta subito la riscorsa Cirino, che è entrato in pista al termine subito dopo il gol. In pista anche Andrea Giordano, così come è rientrato Cinquini nelle file dello Scandiano. Ancora mischia dalle parti di Dimone, sbroglia tutto, questa volta molto bene Cirino. L'argentino ora tenta la fortuna sul binario di sinistra, beneficia di un blocco di Tessarolo, poi subentra nella manovra Giordano. Tessarolo, vediamo una fiammata di gioco, si inizia a pattinare un po' più velocemente di quanto è stato fatto finora e beneficia anche lo spettacolo. Vediamo se è una cifra che verrà mantenuta o un'infatuazione del momento. Cirino tenta di verticalizzare, la palla è a Tessarolo, Tessarolo può tirare, il suo tiro viene sventato da Raveggi, la palla probabilmente sarebbe uscita, ma Raveggi, per non saperne leggere né scrivere, l'ha allontanata con la sua manona. Adesso Raveggi ha chiesto il tempo che si concede ai portieri per sistemare la cospicua imbragatura che li accompagna nelle loro avventure. Seregno ancora in attacco, Febbo, Cirino, il tiro di Cirino, la parata ancora di Raveggi. Difficile sorprendere il portiere così ordinato sul primo palo, contropiede dello Scandiano. Roccia, l'accelerazione di Roccia, la cooperazione di Cirino e Febbo ne consentono di fermare il giocatore emiliano e può ripartire ancora il Seregno, che non sembra aver accusato il contraccolpo del pareggio. Il tiro di Febbo, la parata, no, tiro di Cirino, scusate, la parata di Raveggi, ancora Cirino, ancora Raveggi. Sale un po' di intensità la partita, si vede qualche azione sicuramente più godibile per il pubblico e anche per noi che stiamo guardando la partita dallo schermo. Adesso è Tessarolo, il tiro è molto lontano. Rapido capovolgimento di fronte, tenta l'azione solitaria Cinquini, tenta il numero in mezzo alle gambe, non sorprende Dimone. Troppa frenesia di Giordano, che è imprecisa nel lancio a Cirino, e ancora Scandiano. Scandiano ha provato il tema tattico di piazzare l'uomo in mezzo all'area e di buttare la palla in mezzo, confidando che poi in questo modo qualcosa prima o poi succede. Stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di gioco. Arriva Tessarolo, la sua conclusione va a sinistra del primo palo, recupera agevolmente questa volta Scandiano il controllo delle operazioni. Gli emiliani tentano di ragionare, Cinquini, Ganassi, Cinquini potrebbe smarcarsi, una pregevole azione personale di Cinquini lo porta a una conclusione, ma la parata è efficace di quella di Pippo Dimone. Capovolgimento di fronte, Cirino fermato nella sua azione individuale e adesso è Scandiano. Il rimpallo favorisce Tessarolo, Cirino troppo avventato nel passaggio indietro. Busani non raccoglie il prezioso regalo, ma è ancora lo Scandiano a gestire la situazione offensiva. Roccia, Fontanesi, Roccia. Possono fare male le accelerazioni in verticale di Roccia, dotato di un'interessante velocità di pattinaggio, di un buon controllo. Il tiro di Ganassi Cinquini non coglie il rimbalzo, contropiede del Seregno, sprecato malamente da Giordano. Cinquini
in fase offensiva si apposta in modo pericoloso dalle parti di Dimone, dovrà tenerne conto il Seregno nel prosieguo della gara. Mancano 40 secondi alla fine del primo tempo, il Seregno ha 20 secondi per il tiro finale. L'ultima azione sarà però di Scandiano. Il tiro di Edoardo Febbo colpisce il palo esterno, niente di pericoloso, ma fa ripartire il cronometro. L'ultimo tiro del Seregno, mancano 15 secondi. Il tiro di Tessarolo, l'azione di Tessarolo che tenta un improbabile alza e schiaccia in mezzo al traffico. Cirino si accentra e c'è un fallo in attacco. L'arbitro avvisa un fallo in attacco, comunque non è un fallo, un'infrazione. L'ultimo. La partita si chiude con un giallo non nel senso di cartellino giallo. Lo Scandiano chiede rigore perché Febbo ha giocato la pallina senza avere la stecca in mano. L'arbitro Moresco non è dello stesso avviso. Si spiegano i due. Moresco dice probabilmente che Febbo non ha toccato la pallina. Comunque, dopo i primi 25 minuti qui al Palazzo Maschini, il punteggio dice Seregno 1, Rotellistica Valle Scandiano 1 e noi ci diamo appuntamento per l'inizio della seconda frazione. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme.
Amici all'ascolto, di nuovo buonasera. Tutto è pronto qui al Palazzo Maschini di Seregno per il secondo tempo della partita di Coppa Italia Serie 2 tra i padroni di casa del Seregno e il Roller Scandiano. Primo tempo terminato sull'1-1. Facciamo una ripassata ai quintetti. Seregno schiera Dimone, Giordano, Cirino, Luca Tremolada e Fiazza. Risponde il Roller Scandiano con Raveggi, Cinquini, Busani, Roccia e Barbieri, quindi stesso per gli emiliani, stesso quintetto che ha iniziato la partita. Per il Seregno, stesso quintetto che ha iniziato la partita, tranne Giordano che ha preso il posto di Alberio. 1-1 il risultato del primo tempo, un risultato tutto sommato equo per quello che si è visto. Seregno più quantità nei primi 2 terzi di gara, Scandiano qualche accelerazione in più negli ultimi minuti del primo tempo. Le reti una per parte di Cirino e di Barbieri. Vediamo il secondo tempo come sarà approcciato dalle 2 squadre. Seregno che attacca verso la destra dei vostri teleschermi. Giordano passa dietro la porta, passaggio all'indietro abbastanza sciagurato. Riconsente il riavvio della manovra al Roller Scandiano, una bella idea di Roccia. Cirino sventa il passaggio a Cinquini, poi il tiro di Busani, la bella parata di Dimone. Seregno in azione. Fiazza per Giordano. Giordano, Tremolada, Luca, in questo caso Cirino, Giordano. Cambiato un pochino il tema della mezzaluna, adesso si va più verso una treccia. Il tiro di Luca Tremolada si perde alla destra di Raveggi, recupera palla Luca Tremolada, serve all'indietro Cirino, capisce tutto Roccia che controlla e con molta calma reimposta per i suoi. Cinquini. Busani. Cade Busani, niente, non dice nulla. Cirino spreca. Tiro di Busani senza pretese. Tiro di Tremolada contratto da Barbieri. Adesso il tiro di Busani. Secco, insidioso. Perde poco sopra la traversa. In un angolo dove Dimone forse non sarebbe arrivato. Giordano in angolo, Fiazza, Cirino, butta in mezzo Cirino, Fiazza era con la posizione del corpo sbagliata per interrompere l'azione, gioca un fallo. Capovolgimento di fronte, tenta ancora Busani. Ancora impreciso, sono 5 i falli di squadra per il Seregno. Questo potrebbe essere problematico con l'andare dei minuti. Il tiro di Cirino, ancora Cirino, doppia occasione di Cirino, tiro forte, bella esecuzione, la precisione non era ottimale. Occasione comunque importante da circolino rosso
sul nostro personalissimo taccuino. Sul capovolgimento di fronte Busani impegna Dimone è ancora molto bravo in questo frangente. Squadre un po' più sul ritmo in questo avvio di ripresa, più aggressive, azioni più ficcanti, conclusioni soprattutto più interessanti rispetto a quelle viste per lunghi tratti del primo tempo. Fiazza tenta fortuna sul binario sinistra, la mette in mezzo, il tiro di Luca Tremolada. Raveggi ancora molto ben piazzato sul primo palo, doveva ancora di più Luca Tremolada. Seregno ancora in percussione, Luca Tremolada tenta di girarsi, troppo lento, Busani lo contrasta efficacemente, ma è ancora Seregno. Azione tambureggiante, siamo in terza fase. Fiazza riesce ad approfittare di un'incertezza tra Roccia e Cinquini, ma Cirino poi non controlla la successiva carambola. E altra carambola, riconsegna palla al Seregno, che ora imposta con Fiazza che incrocia in un tiro molto velleitario che non coglie nulla. Sul capovolgimento di fronte Busani, Cinquini, spostato il baricentro della manovra Scandiano rispetto alla via di presa, la verticalizzazione di Roccia, ottima la sua capacità di controllo della pallina. Roccia contro Fiazza, Fiazza non lo molla di un centimetro e allora Roccia deve servire indietro Barbieri che parte a rimorchio. Tenta un gioco a due con Cinquini, il gioco non si perfeziona, il contropiede di Fiazza non si completa, capovolgimento Barbieri, Dimone in uscita disperata contro l'attaccante, Cirino solo davanti a Raveggi, tenta il numero di classe, ancora bella l'esecuzione, ancora bella la prontezza dei riflessi, la precisione abbastanza da rivedere. Tre rapidi capovolgimenti di fronte in successione hanno creato un guizzo alla partita, guizzo di emozioni, non di risultato, che quando stiamo per compiersi il 7° minuto della ripresa, ancora sull'1-1, l'azione di Barbieri, il tiro di Dimone. Bravo anche perché il velo di Cinquini gli ha fatto vedere la pallina all'ultimo momento. Giordano Cirino, verticalizzazione di Cirino, azione personale, intervento plastico di Raveggi. Tremolada, Luca Tremolada approfitta del blocco di Giordano, quasi arriva a tu per tu con Raveggi, viene fermato però da Roccia e Busani imposta con calma per i suoi. Cinquini, no, questo è Busani tentazione personale ed è gol. Al 7° minuto e 41° secondo l'azione personale di Busani, contrastato non in maniera efficace e aggressiva dai difensori del Seregno. Dimone sorpreso da un tiro insidioso a mezza altezza. Passa in vantaggio dunque lo Scandiano dopo 7 minuti e mezzo. E vediamo se il Seregno saprà reagire. Scandiano
Vuole sfruttare il momento l'azione di Cirino, capovolgimento di fronte, grandissimo intervento questo di Dimone su Rocia. Rocia lanciato da Busani, grandissimo l'intervento di Dimone. Il tiro di Cirino ancora troppo lontano dalla porta. Cirino ha delle belle esecuzioni, una bella prontezza di tiro, la mira è ancora da aggiustare. Rude tremolata su Busani, ma l'infrazione viene contestata a Busani, che ha giocato la pallina con la mano per terra evidentemente. Seregno attacca con calma, non deve scomporsi la squadra brianzola con la frenesia di rimontare. Nell'hockey pista i 15 minuti abbondanti che mancano sono più o meno una vita. Fallo personale fischiato a Luca Tremolada, che non è convinto, protesta molto però garbatamente con l'arbitro. I due si spiegano, del resto l'opinione che prevale è poi quella del direttore di gara. E Alessandro Cupisti chiede time out, vuole parlarci sopra, vuole probabilmente dire ai suoi giocatori che è il momento di spingere per provare a chiudere la partita. Seregno invece ha il compito di mantenere la calma, giocare come sa, come ha dimostrato di saper fare, difendere con ordine, non scoprirsi. 15 minuti e 31, c'è tutto il tempo perché succeda qualunque cosa sulla pista del Palazzo Maschini. Adesso escono per le file del Seregno sia Giordano che Cirino ed entrano Febbo e Alberio. Uscito Cinquini nelle file dello Scantiano, è entrato Fontanesi. Fiazza contrasta Busani in modo ruvido, ma l'arbitro lo giudica corretto. Febbo, l'azione personale di Febbo, sbilanciato con il mestiere da Rocia. E sul capovolgimento di fronte la parata di Mone su Busani. Bella l'occasione capitata a Febbo, ma Rocia con assoluto mestiere ha sbilanciato il giovane attaccante seregnese che era in posizione favorevole per far male agli avversari. Ancora Seregno in avanti. Luca Tremolada. Fiazza, Luca Tremolada. Luca Tremolada tenta un'azione assistita sulla destra, la butta in mezzo. Febbo non riesce a trovare il guizzo giusto, ben contrastato da Fontanesi, riparte Scandiano, impreciso il lancio di Busani su Fontanesi. L'azione comunque ancora degli emiliani che possono reimpostare con la calma del caso. Un tiro dalla lunghissima distanza di Busani a cercare di sfruttare qualche rimpallo strano. Non si fa sorprendere Dimone, capovolgimento di fronte, c'è Fiazza. Il tiro di Fiazza viene rimpallato e diventa del tutto innocuo. Barbieri tenta ancora l'azione personale e ora Febbo sul binario di sinistra. Si ferma in retro Febbo, Luca Tremolada, vediamo se decide di tirare, no. Non tenta l'avventura e allora Alberio, Febbo
riparte l'azione manovrata del Seregno con Fiazza, la butta in mezzo a Fiazza, Alberio non è in posizione corretta o efficace per concludere, e sul capovolgimento di fronte Alberio interrompe l'azione di Fontanesi con un'entrata ruvida che non piace all'arbitro. Semplice però fallo di squadra, il 7° per il Seregno. Sono ancora 13 minuti da giocare, il Roller Scandiano è in vantaggio per 2-1. Busani, il tiro di Busani viene strozzato dal rimpallo, niente di fatto. Seregno ora in campo i fratelli Tremolada. Fiazza è stato richiamato in panchina per prendere fiato. Vediamo se questa formazione riuscirà a sortire effetti. Il lancio verticale di Febbo è facile preda di Raveggi. Busani, Cinquini rientrato per l'occasione. In panchina adesso c'è Roccia. Giocatore che forse di maggiore qualità nella sua formazione. Febbo e Cinquini lottano fisicamente, l'arbitro dice che va tutto bene, alla meglio Cinquini sul ritorno di fiamma di Febbo. Cinquini chiude l'azione con le cattive, terzo fallo di squadra per Scandiano, 12 minuti ancora da far correre, mentre è rientrato Mattias Cirino, subito impegnato con azione personale, la parata di Raveggi, Cirino rimpallato, il tiro di Cirino da Barbieri, l'ingresso repentino di Cirino ha un attimo sorpreso Scandiano. Cirino è stato al posto di Luca Tremolada. Seregno cerca la strada del pareggio, Marco Tremolada continua a controllare finché non trova fortuna. Tiro di Marco Tremolada, Febbo sul binario di destra, gira attorno alla gabbia Febbo, si accentra, tiro, il suo tiro smorzato da Fontanesi. Fontanesi poi commette un plateale fallo sul giovane attaccante seregnese. Si gioca molto alla periferia dell'area, forse troppo alla periferia, c'è bisogno di parlarci su, lo ha deciso Luca Giaroni che chiama time out. Quindi mancano 10 minuti e 59 secondi. Il Roller Scandiano è in vantaggio di 2-1. Falli di squadra sono 7 Seregno, 4 Scandiano. Molta calma tra i giocatori e sulle panchine. Gli allenatori sanno che questa partita si vincerà con la testa e non con la frenesia. Entrambi probabilmente predicano molta calma. Tutto è pronto per riprendere. Si riprenderà con un tiro dall'angolo per il Seregno. Alberio, il tiro a sorpresa di Marco Tremolada, un rimpallo poteva renderlo pericoloso, però il tiro non arriva nello specchio della porta. Febbola in mezzo per Alberio, Alberio è lesto, ma Raveggi non si fa sorprendere, capovolgimento di fronte, Busani
Barbieri, Roccia, predica calma Roccia che appoggia su Barbieri. Difesa un po' più alta e aggressiva del Seregno in questa fase. Difesa uomo. Con un rimpallo favorisce Cirino. Marco Tremolada non è efficace, contropiede di Scandiano. Ottimo l'intervento di Marco Tremolada che intercetta la palla che stava arrivando a Cinquini a pochi centimetri dalla porta. Marco Tremolada tenta un auto assist in mezzo al traffico. Alberio sbroglia una situazione non facile, ancora Seregno. Incomprensione innocua in questo caso tra Marco Tremolada e Cirino. Seregno riparte con calma. Tremolada, Cirino punta Cinquini, Cirino appoggia per Marco Tremolada che ha davanti a sé Roccia, arriva Cirino si accentra, proverà a tirare, la palla non supera l'intasamento che c'è in mezzo all'area, ancora Cirino, azione personale, bel numero di Cirino, Maraveggi è attento e sbroglia una situazione potenzialmente pericolosa. Conclusione di azione di Cirino molto bella da vedersi, conclusione troppo in mezzo alle gambe del portiere, però il portiere è attento, non si è fatto sorprendere. Recupera ancora palla Seregno, Febbo, Tremolada, Alberio, azione ragionata, Febbo, perde palla Febbo, non ravvisa irregolarità l'arbitro, contropiede dello Scandiano, di mestiere Febbo sposta Barbieri, Marco Tremolada a pochi centimetri da concludere una bella azione solitaria. Un'alza e schiaccia di Cirino, la bella parata di Raveggi. Sul contropiede Cinquini è solo davanti a Dimone che spazza senza se e senza ma. Ma Scandiano ancora un'altra opportunità, 7 minuti e 30. Tiro improbabile di Barbieri, centra i parastinchi di Cirino. Chiede un fallo Scandiano, l'arbitro non se ne avvede, Cirino cerca di servire Alberio, la palla non arriva, ad un passo questa volta il segno dal pareggio, l'assist in diagonale di Cirino non è arrivato ad Alberio, ma è ancora Seregno con Febbo, Febbo tenta l'azione personale, lo chiude Fontanesi, no scusate Ganassi. Marco Tremolada verso Alberio, la deviazione sotto porta non esce, ancora Marco Tremolada si accentra, tenta di saltare Barbieri commette fallo, quinto fallo di squadra di Barbieri su Marco Tremolada che era in progressione verso la porta. Mancano 6 minuti e 39 secondi alla fine di questa partita. Roller Scandiano 2, Seregno 1. Scandiano è stato appena sanzionato per il quinto fallo di squadra. 7 falli di squadra ne ha commessi il Seregno. Seregno che però dovrà cominciare forse a macinare qualcosina in più in questi minuti finali, anche se le ultime azioni del Seregno sono state di assoluta qualità, almeno in fase di costruzione. Manca ancora quella cattiveria per spingerla dentro nell'ultimo centimetro. Squadra più
pragmatica forse, Scandiano. Si riparte con sulla palla c'è Cirino che probabilmente appoggerà verso Fiazza. Marco Tremolada si è piazzato dalle parti di Raveggi con il chiaro compito di impedire la visuale al portiere emiliano. In pista ora Tessarolo, Fiazza, Marco Tremolada, non si perfeziona lo scambio tra i due, può beneficiare Rocha che con molta calma imposta l'uscita dei suoi, lancio lungo verso Ganassi che recupera, deve vedersela con Marco Tremolada, alla fine è Fiazza a recuperare il pallone, lancia Cirino, Cirino va verso Raveggi, Raveggi ha ancora la meglio, Seregno ancora in possesso di palla, Cirino tenta un'alza e schiaccia che non si perfeziona e allora con calma riparte la manovra del Seregno da Fiazza a Tessarolo, Cirino, Fiazza, Tessarolo tenta la percussione, il tiro di Tessarolo, Raveggi attento, c'è una pallina dalle parti del portiere che sbroglia con calma ed esperienza. Bravo Raveggi a mettere il guantone, a allontanare la pallina, a spingerla via. Situazione complicata, Ganassi lanciato sul binario di sinistra, Cinquini ora dietro la gabbia. Riapre all'indietro per Rocha, si chiude la difesa del Seregno, arriva da lontano Busani che chiama ancora Cinquini dietro la gabbia. Imprecisi gli emiliani in questo frangente, riparte il Seregno, Fiazza, Tessarolo, Marco Tremolada, da lontano punta il suo diretto avversario, tenta il tiro, sul rimpallo alza davvero troppo la stecca Marco Tremolada. L'arbitro era un gesto istintivo, ma l'arbitro non può in questo caso non sanzionare l'azione del giocatore del Seregno. 4:34 alla sirena finale, fallo di Fiazza su Cinquini, ottavo fallo di squadra del Seregno. Il numero dei falli di squadra comincia a diventare insidioso per il Seregno in questa fase della partita che è ancora assolutamente in bilico. Scandiano vince per 2-1. Cinquini, Busani, Cinquini, riparte il Seregno, l'errore di controllo di Marco Tremolada non ci voleva in questo momento, azione personale di Ganassi, bravo Dimone con l'appoggio dei suoi difensori a sventare questa azione individuale col giocatore avversario lanciato a rete. Fiazza la butta in mezzo, Fiazza tenta la deviazione volante Marco Tremolada, Rocha ne esce in maniera elegante, Fiazza ha un ritorno assolutamente irruento, nono fallo di squadra, indiscutibile in questo caso. Tre minuti e 27, vediamo questo emozionante finale. Cirino sbroglia una situazione complicata in area, Fiazza lanciato da dietro ma arriva Barbieri a sistemare, a mettere a posto le cose per i suoi. 3 minuti e 10, azione di Rocha
arriva rimorchio Cinquini, lo ferma Tessarolo. Tessarolo impedisce il controllo di Cinquini. Seregno a testa bassa, la traversa di Marco Tremolada. Gran bel tiro, 2 minuti, quando mancavano 2 minuti e 50, gran bel tiro di Marco Tremolada lanciato in contropiede. E la traversa a dirgli di no. Sul capovolgimento di fronte, ecco Busani impegnare ancora Dimone. E ancora Seregno per questo servate finale. Il tiro di Fiazza viene deviato. Finisce in angolo. Scusate, Tessarolo, non di Fiazza, questo è Tessarolo. Tessarolo cerca di servire appunto Fiazza che arriva a rimorchio. Non si perfeziona il dialogo. Ancora Seregno. Cirino tenta un tiro un po' velleitario. Tremolada recupera palla in angolo. La lancia nell'angolo opposto verso Cirino. Mancano 8 secondi per il tiro. Il tiro di Tessarolo. La parata di Raveggia. Ancora Seregno. Ancora Seregno. Ancora Cirino, il tiro di Fiazza, gol! Il tiro di Fiazza è gol! Mauro Fiazza finalizza e sbroglia un'azione insistita dei suoi. Gran merito di Cirino, che ha accelerato nel momento giusto. Un rimpallo favorevole ha consentito a Fiazza di trovare il gol del pareggio, che è assolutamente meritato, e consente al pubblico qui del Palazzo Maschini, che come forse avrete sentito ha avuto un risveglio, un sussulto. Mancano 108 secondi, 2-2. 108 secondi, 2-2. Vediamo chi saprà gestire, chi tra le due squadre saprà gestire al meglio l'emotività e la tensione per una gara che, quando mancano 108 secondi, appunto, è ancora assolutamente aperta a qualunque esito. Momento di grandi pulizie in pista. Pista pulita, si riparte. Lancio lungo di Barbieri, Dimone attento, riparte Seregno, Cirino a testa bassa, Cirino, Tessarolo, Tremolada, Fiazza, Tremolada, Cirino, Tessarolo, Fiazza. Sbaglia l'appoggio Marco Tremolada, regala palla agli avversari. 70 secondi, 2-2 il punteggio. 2-2 il punteggio. Busani, lancio lungo. Sbatte contro la balaustra, recupera palla Cinquini. Busani, ancora Cinquini, il suo tap-in. Esce. E ora riparte il Seregno, sembra essere un'occasione buona. Fiazza, ma è in uscita. Raveggi lo ferma. Contropiede dello Scandiano. Barbieri in mezzo per Busani. Cinquini non controlla. Recupera successivamente, 30 secondi. Palla in mezzo a cercare fortuna. Cinquini ancora chiuso da Dimone. Cirino riparte per i suoi, Cirino in azione solitaria, il tiro di Cirino, la parata, la doppia parata. Succede un po' di tutto quando mancano 10 secondi. Il secondo tiro di Cirino forse è entrato, forse no.
L'arbitro dice di no, e questa è l'unica certezza che abbiamo. Non c'è il VAR, non c'è la goal line technology, c'è l'arbitro. L'arbitro dice che non è entrato e dobbiamo credergli. 11 secondi. È entrato o no? Facciamo un dibattito qui in tribuna. Dopo guarderemo il replay. 6 secondi, palla in angolo. Roccia la palla e finisce qua. A Seregno dopo 50 minuti. Il tabellone dice Seregno 2, Scandiano 2. Partita tranquilla e interessante, con un finale di discreta emotività, un pareggio che muove la classifica del Seregno, che però rimane nella posizione in cui è. Forse Scandiano aspettava di più. Comunque direi che per questa telecronaca diretta è tutto. Grazie per averci seguito, poi ci vediamo dopo per l'intervista dopo partita.